Rapiti in Burkina Faso, sono passati 37 giorni dall'ultimo contatto tra Luca Tacchetto e la sua famiglia. A Pianiga, il paese dove insegna la mamma del giovane, una fiaccolata solidale per il ragazzo e l'amica Edith. La testimonianza di uno dei residenti di San Tommaso a Gordino, ferito nel rogo che nella notte ha devastato 2 case e 4 fienili. Super lavoro per i vigili del fuoco. Il sindaco, ora basta la montagna, ha già pagato abbastanza. Ancora piantonata in ospedale la mamma vicentina che ha ucciso la figlia neonata scaraventandola a terra. La comunità sembrava felice della gravidanza. Ubriaco al volante, percorre 15 km lungo la A31, contromano bloccato dalla polizia. Intanto un 30enne trevigiano assolto nonostante fosse brillo al volante. Parla sui social Benedetta, studentessa universitaria a Padova colpita a inizio gennaio dalla meningite. Mi sono salvata grazie al vaccino. Rapporto di Legambiente 2018 sui capoluoghi di provincia. Venezia al 4º posto, Padova all'8º tra le città più inquinate d'Italia. Singolare incidente a Fontanelle nel Trevigiano, la rottura della valvola di una cisterna provoca lo sversamento di litri e litri di vino in un corso d'acqua vicino allo stabilimento. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono passati 37 giorni dall'ultimo contatto tra Luca Tacchetto, il giovane architetto di Vigonza, con la sua famiglia. In viaggio con lui in Africa, in Burkina Faso, c'era Edith Blaise. A Pianiga, il paese dove nelle scuole medie insegna la mamma di Luca, c'è stata poco fa una fiaccolata e per noi a Pianiga i nostri inviati Filippo Fois con Cristian Roque Aliende. Ci colleghiamo quindi subito con Pianiga. Buonasera Filippo. Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Dunque siamo a Pianiga, alle nostre spalle la vedete la chiesa di San Martino, da qui è partita e qui si è conclusa la fiaccolata, una fiaccolata di solidarietà per la famiglia Tacchetto, per Luca, di cui come ricordavi in apertura di telegiornale non si hanno più notizie da 37 giorni. In questo momento si sta terminando di celebrare la messa, tra poco anzi vedremo uscire le tante persone che hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta circa 30 minuti fa. Al mio fianco lo vedete il sindaco di Pianiga, Federico Calzavara. Siamo in provincia di Venezia, ma Vigonza e la provincia di Padova sono veramente a pochi chilometri di distanza. Sindaco, innanzitutto questa è un'iniziativa non istituzionale, non è nata dal comune, è nata dalla gente, soprattutto dai colleghi della mamma di Luca che insegna qui. Assolutamente sì, è nata dalla scuola. I colleghi, i genitori, gli alunni di Rosanna, professoressa di inglese presso il nostro istituto comprensivo. Io sono qui a titolo personale perché da ex assessore alla cultura e alla pubblica istruzione l'ho conosciuta personalmente e quindi ci tenevo ad essere presente oggi per pregare perché Luca ed Edith tornino felici a casa dei loro genitori. Hai avuto modo di sentire in questi giorni la mamma? Non telefonicamente, ma ci siamo scritti qualche messaggio, ha ripreso anche a lavorare. Oggi la scuola, l'istituto comprensivo, i cittadini, le famiglie di Pianiga vogliono stringersi intorno alla loro famiglia. Abbiamo visto in effetti una manifestazione molto partecipata, un corteo silenzioso, composto e raccolto. Sì. Silenzio, preghiera, il pensiero per la famiglia, il pensiero per questi 2 ragazzi che non sappiamo dove sono. La preghiera è quella, come diceva anche Don Alberto poco fa in chiesa, preghiamo e preghiamo per loro, preghiamo per avere questa notizia che tutti attendiamo. Allora facciamo un salto indietro di veramente pochi minuti, 30 minuti fa, e vediamo la fiaccolata che si è svolta per le vie di Pianiga. Per quale motivo è venuto qui stasera? Per solidarietà per la famiglia. Sta seguendo la vicenda con preoccupazione? Diciamo abbastanza preoccupati. Che lo liberassero, che potesse arrivare qua da noi. Lei conosce la mamma di Luca? Sì, un pochino sì.
La conosci di vista, diciamo, la Sacchini? Sì, qualche volta alle feste ci vediamo, insomma, ecco. Vigonza è qui vicino, ecco, tutto lì. E abbiamo avuto il papà di Luca, sindaco, 8 anni. Lo conosciamo molto bene. Conosce anche Luca, lei sì? Cioè, si conosce così a livello perché suonava la chitarra ed era in chiesa, e si conosce così a livello giovane, ma non è che noi conosciamo i genitori, la famiglia, tutto lì. Sindaco, è difficile a volte trovare le parole giuste in una situazione come questa, però a volte anche il silenzio può essere significativo, come quello che abbiamo visto nel corteo per le vie del paese. Sì, silenzio, raccoglimento, preghiera. Ognuno di noi con la fiaccola in mano ha avuto modo di pensare, di essere vicino a Luca, Edith e ai loro familiari. E speriamo che questa preghiera e questa vicinanza portino a qualche notizia buona, positiva per loro. E l'augurio che si fanno tutti a Pianiga, come a Vigonza, come nel resto del paese, seguendo con apprensione questa vicenda che si spera possa arrivare a un finale positivo. Per ora da Pianiga è tutto, vi restituisco la linea. Ecco, grazie allora a Filippo Fois e a Cristian Roque Allende per questo collegamento in diretta da Pianiga. Abbiamo una notizia di cronaca ora che ci arriva dal Bellunese. C'è stato un tragico incidente sugli sci oggi nel comprensorio del Civetta, ad Alleghe, a perdere la vita un 64enne del Trevigiano. L'uomo, mentre scendeva sulla pista del Col dei Baldi, ha perso il controllo degli sci, ha preso velocità ed è finito fuori pista cadendo in un dirupo. Nonostante i soccorsi, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ed ora a Bolzano Vicentino con la terribile vicenda dell'infanticidio. La mamma della piccola Alice, a quanto si è appreso, avrebbe sbattuto per 2 volte a terra la sua bambina di 3 giorni, provocandone la morte nel giro di poche ore. Un gesto molto più che inatteso. Il parroco infatti ci ha raccontato della gravidanza felice della signora. Sentiamo. Una gravidanza felice. Federica Ziliotto durante la gestazione andava a messa regolarmente a Lisiera, sorprendendo anche lo stesso sacerdote per presenza e impegno. Conoscevamo bene Federica perché partecipava abitualmente alla messa in parrocchia, faceva anche un piccolo servizio per la comunità. Anche durante il puerperio? Sì, ha sempre continuato, anche perché lei mi diceva: guarda, ringraziando Dio sto bene, nonostante l'età tutto procede nel migliore dei modi, e quindi veramente siamo felici che finalmente arriverà, ecco, questa bambina. Ma le due comunità di Lisiera e Bolzano Vicentino da lunedì sono sgomente e senza parole. Nelle due località si prova grande dolore per la piccola Alice e grande pena per sua mamma. Rimane il fatto come era in salute questa signora, cioè aveva problemi psicologici, non so, di vario genere, quindi poi di fronte a una bambina di 3 giorni, 4 giorni si rimane attoniti. Un fatto molto drammatico, come dice lei, e si spera sempre che nei paesi non succeda mai queste faccende. Purtroppo la crisi postparto può portare a questo, ogni tanto succede, ma veramente è un fatto drammatico. Siamo tutti davvero impreparati di fronte a un fatto così tragico e drammatico. Si prega molto per madre e figlia in ogni occasione, in chiesa come a Radio Oreb, che qui ha la sede. In questo momento noi stiamo pregando sicuramente ogni giorno nella messa, ieri nel rosario, in quelli che sono i momenti abituali, ecco, di preghiera della comunità, li stiamo ricordando davvero in modo particolare. Solo i medici riusciranno forse a dire che cosa ha spinto una donna felice per la sua gravidanza a 42 anni a buttare per terra per 2 volte la sua piccola di 3 giorni fino alla morte.
Federica Zigliotto aveva partorito mercoledì 16 gennaio, era stata dimessa il sabato pomeriggio, domenica sera la tragedia, ora è piantonata nel reparto di psichiatria del San Bortolo. Abbiamo intervistato il primario del reparto di ginecologia ed ostetricia dove la donna aveva partorito. Sentiamo. Nei prossimi giorni piano piano si svelerà, si capirà sicuramente meglio ciò che è capitato, che per ora rimane sconosciuto sicuramente. Noi non abbiamo avuto nessun segnale che ci facesse un segno premonitore. Ci sono state una serie di ostetriche che man mano che subentravano nei loro turni hanno avuto a che fare con questa signora e hanno anche lasciato scritto le loro consegne, dalle quali non si evince assolutamente nessuna situazione anche di dubbio, no? Che ci potesse essere qualcosa che covava. 3 giorni di permanenza dopo il parto, non sono pochi, dottore? Ma diciamo che rappresentano lo standard. Oggi, se ci confrontiamo anche con i centri di riferimento non solo in Italia ma anche all'estero, vediamo che la tempistica è anzi anche di 2 o 3 giorni del post parto di osservazione. Se ci rifacciamo alla paziente in questione, la rivalutazione anche della sua cartella e tutto ciò che è successo durante il periodo della degenza non deponeva per una condizione che avrebbe richiesto una degenza più lunga. Torniamo ora nel Bellunese, a San Tommaso Agordino, dove la frazione Piaia è stata devastata la scorsa notte da un pauroso incendio. In fiamme 4 ottavià, 2 abitazioni, una persona è rimasta ferita, danni per €1 milione. La notte intera passata a cercare di domare le fiamme. Di giorno, sebbene esausti, il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito. Altre squadre sono state impegnate mattina e pomeriggio a bagnare quel che rimane di tetti e fienili. Montagna senza pace. Ieri sera, poco prima delle 20, l'incendio a Piaia di San Tommaso Agordino ha divorato 4 fienili e 2 abitazioni. Non si sono fortunatamente registrati feriti, se non un residente che nel tentativo di contenere le fiamme del proprio fienile ha riportato delle ustioni al viso e alle mani quando ha deciso di cercare di salvare la sua autovettura. L'uomo di 80 anni è stato medicato e poi dimesso dal pronto soccorso. È passato un signore qua, che abita sopra qua, e passando non ha visto niente. Quando è andato più in alto ha visto già le fiamme che salivano fortemente. Allora l'ha chiamata? Sì, e mi ha detto vai a prendere le chiavi della macchina che la portiamo via. Non è stato possibile. Ormai davanti cominciava a prendere fuoco e io ho detto ma no. Tanto spavento? Tanto. A intervenire i vigili del fuoco da Agordo e Belluno, che hanno proseguito le operazioni di bonifica dei fienili e delle abitazioni danneggiati dalle fiamme, che continueranno a lavorare fino alla messa in sicurezza totale dei luoghi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Un bilancio che poteva essere molto più grave, con un vento forte e altre case potevano essere coinvolte. Poteva finire peggio però. Sì, se c'era il vento qua partiva tutto. Nel male è andata bene. E la fortuna non è mancata anche quando è scoppiata, a causa delle fiamme e delle alte temperature, una bombola di gas che si trovava all'interno di una delle abitazioni. Solo in quell'istante i vigili del fuoco erano lontani dalla casa. Rimane lo sconcerto e l'amarezza per l'ennesima prova a cui questo territorio è stato sottoposto. Sì, purtroppo quest'anno tra l'alluvione e tutto. E nel prossimo servizio sentiamo l'intervista al sindaco Moreno De Val. Dispiace perché sia loro che un'altra signora anziana qui, quello che hanno visto insomma mi fa pena, perché è difficile insomma far capire che non potranno mai rientrare subito a casa, bisogna fare i lavori e questa signora vorrebbe rientrare subito, ma è qui ospitata da dei suoi concittadini che la stanno accudendo, sono tutti in gamba, bravi. Difficile insomma ragionare con loro perché chiaramente hanno una certa età e vedono
i propri sacrifici della vita che sono andati in fumo in poche ore. La signora ha 80 anni, compie gli 80 anni proprio quest'anno, viveva da sola, era autosufficiente, poi è difficile anche perché lei non vuole essere aiutata, sai, come le classiche gente di montagna, si vede imbarazzata a farsi dare una mano perché abituati da sempre a lavorare, farsi dare una mano sembra che disturbino gli altri. Io ho cercato di rasserenarla per questo, che siamo tutti vicino a lei e spero che pian pianino possa comprendere. Non è stato facile perché arrivare in queste zone, le strade sono strette, le case sono vicine alle strade, acqua ne soffriamo perché dopo l'evento dell'alluvione fa sì che abbiamo anche l'opera di presa, l'acquedotto rovinato, non poteva fornire acqua al 100%, però insomma si interscambiavano con le autobotti su un'altra opera di presa e sono riusciti a fare miracoli, salvare anche le altre case perché poi era proprio come un domino e si spegneva una e si accendeva l'altra perché poi il calore, sono tutti vicini e dai, sono riusciti a fare un gran bel lavoro. Il legno vecchio era più infiammabile e poi 4 uno vicino all'altro, sì, era come mettere lì 4 taniche di benzina. Adesso speriamo che a primavera tutti questi eventi insomma si calmino, perché adesso penso che i nostri cittadini abbiano già pagato dazio parecchio, insomma. Ancora cronaca, in stato di ebbrezza, ha fatto inversione in autostrada percorrendo un lungo tratto contromano prima di essere fermato da una pattuglia della Polstrada. Paura per molti automobilisti oggi lungo la 31 della Valdastico a causa di una vettura condotta da un 31enne di origine serba residente a Bussolengo che ha viaggiato per 15 km in senso opposto rispetto al traffico. L'auto, che era entrata al casello di Due Ville per poi dirigersi in direzione sud verso Rovigo, ha fatto inversione di marcia al casello di Longare, dove sono iniziate le segnalazioni degli automobilisti in transito. A quel punto i poliziotti di Badia Polesine, competenti per l'arteria, hanno effettuato un servizio di safety car per rallentare i veicoli in transito e nel frattempo è iniziato l'inseguimento che si è concluso a Torri di Quartesolo. Per l'uomo sono scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell'auto ed il ritiro della patente. Intanto a Treviso fa discutere una sentenza di assoluzione per un 33enne che in primo grado era stato condannato per guida in stato di ebbrezza, è stato invece assolto in appello e in Cassazione. Sentite perché. In primo grado era stato condannato per guida in stato di ebbrezza, 20 giorni d'arresto, 1.000 euro di multa e 8 mesi di sospensione della patente, dopo essere stato fermato al volante della sua auto con un tasso di alcol nel sangue di oltre il doppio al valore massimo consentito. Ora un 33enne di Spresiano, difeso dall'avvocato Paolo Salandin, è stato graziato sia in appello che in Cassazione per particolare tenuità del reato. Come mai? Guidava a velocità molto bassa, non ha causato incidenti, ha collaborato con la polizia quando è stato fermato facendo l'alcol test senza protestare. È un caso in cui non vi era sinistro stradale, non c'è stata alcuna quindi violazione ulteriore al fatto di essere in ebbrezza media, quindi a livello medio, il trasgressore aveva 1,10, però non ha commesso sinistri stradali, ha collaborato con i militanti, si è dispiaciuto di quello che è accaduto e ha mostrato un ravvedimento, che è quello che poi ha accolto la Corte d'Appello e la Cassazione. Insomma, nonostante l'ebbrezza, un fair play ed una serie di comportamenti virtuosi che alla fine hanno pagato, facendo sì che i giudici della Corte d'Appello di Venezia accogliessero il ricorso dell'uomo con sentenza confermata in Cassazione, assolto in via definitiva. Una sentenza destinata a fare storia, perché per la prima volta si è applicato al reato della guida in stato di ebbrezza il concetto di non punibilità per particolare tenuità. È chiaro che casi analoghi, quindi soggetti trovati in un'alterazione intermedia, che non hanno causato sinistri, anche in guida notturna, perché questa era l'aggravante che spesso accomuna questi casi, quindi la guida notturna, potrebbero essere trovare in questi applicazione
con questa sentenza della Cassazione. Sentenza accolta con perplessità dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada, preoccupati che si crei un pericoloso precedente. Questa persona per fortuna non ha combinato niente, ma in questo caso forse è stata fortuna che non abbia trovato qualcuno nella sua strada e quindi le cose sarebbero state diverse. E quindi noi non dobbiamo essere permissivi, ma deve esserci la chiarezza che quando si va in strada non si beve. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Dei nostri TG è tornata a casa ed è guarita, parla sui social. Benedetta, la studentessa universitaria di Padova, colpita a inizio di gennaio da meningite. Mi sono salvata grazie al vaccino, scrive, sentiamo. Ancora non avevo il vaccino per il ceppo B, ma ero già protetta grazie al tetravalente contro i ceppi A, C, Y e V. Con ogni probabilità proprio questo mi ha salvata. Viva grazie ai vaccini, scrive sui social Benedetta Rosatello, la giovane piemontese studentessa all'Università di Padova che inizio anno ha rischiato la vita colpita da una forma di meningite che nella maggior parte dei casi è fulminante. È felice di essere tornata a casa Benedetta e ringrazia chi lo ha reso possibile, chi l'ha curata, ma anche i suoi inquilini che hanno capito subito come la situazione fosse grave e l'hanno portata immediatamente in ospedale al Sant'Antonio. Ho sentito che il mio caso clinico è diventato quasi famoso, continua Benedetta, che scrive di non voler fare discorsi politicizzati, ma aggiunge: mi piacerebbe che questa mia vicenda venga presa come esempio del fatto che a volte semplici gesti quotidiani come studiare in biblioteca possono avere risvolti inaspettati. E conclude: sono convinta che sia importantissimo tutelare noi stessi e la nostra famiglia, perché ogni vita vale la pena di essere vissuta, e trovo assurdo che nonostante gli enormi progressi raggiunti in campo medico si continui ad essere restii e diffidenti. Nessuna scienza è esatta, ma ciò non significa che bisogna rifuggire in toto i potentissimi strumenti di prevenzione sanitaria di cui siamo in possesso. E parliamo ora di inquinamento, perché è stato pubblicato il rapporto di Legambiente 2018 sui capoluoghi di provincia più inquinati, e nella classifica delle top 10 delle città più inquinate d'Italia ci sono anche le venete, Venezia e Padova. Venezia in particolare si piazza al 4° posto, Padova all'8° tra le città più inquinate d'Italia, questo almeno secondo il dossier di Legambiente Malaria. Ed ora andiamo nel Trevigiano, a Fontanelle, con un singolare incidente. Guardiamo insieme di cosa si tratta. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar. Ok, non siamo a questi livelli estremi, perché nel caso in questione il pesce non ha fatto molte storie a sorseggiare la birra, mentre gli eventuali abitanti del fiumiciattolo di Fontanelle il vino se l'ha solo visto arrivare addosso. Ma tant'è. Chi è intervenuto stamani in via Chiesa, un primo pensiero ironico al di là dell'emergenza da circoscrivere, se l'è fatto venire. Succede quando a sversare nel corso d'acqua sono centinaia di litri di vino. Guasto in una cantina a pochi passi, si rompe la valvola di una cisterna e il guaio è servito in pochi istanti. Il prelibato vino finisce nel fiumiciattolo con buona pace o meno di pesci e rane. E i sorrisi finiscono qui, perché l'incidente ha mosso i vigili del fuoco, che hanno dovuto posizionare le panne assorbenti e contenere gli effetti della contaminazione. E sull'episodio sono in corso anche indagini dell'ARPAV. Insomma, non è certo finita a tarallucci e vino. Ed è tutto per l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, subito dopo i telegiornali ospiti in studio Alberto Villanova della Lega e Giovanni Zorzi del Partito Democratico. Vi lascio ora alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo.
Ondata di gelo sulle nostre regioni e la neve potrà fare capolino. Nel dettaglio, in Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata e non si escludono locali nevicate fino in pianura, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 0 e 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con un cielo che si presenterà molto nuvoloso e coperto e con fiocchi di neve fino al piano, possibili un po' ovunque. Andrà gradualmente migliorando già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 1 e 3 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso l'ondata di maltempo colpirà la nostra regione con locali nevicate talvolta abbondanti. Quota via via in rialzo col passare delle ore. Temperature minime a 0 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.